È stato fatto un decreto sicurezza per cui è stata messa a mano soprattutto su quello che è il tema di tutela delle forze dell'ordine, al quale va sempre il nostro ringraziamento. Di fatto però mancano delle risorse proprio per la vita quotidiana e per incidere sui nostri campanili, sulle nostre comunità, oggi sotto assedio da parte di furti, di vandalismo, di baby gang, di situazioni di degrado, alle quali insomma chiediamo un maggior sforzo da parte del governo di centrodestra, perché credo che i cittadini stessi da una destra e da un centrodestra più incisivo si aspettino qualcosa in più. Chiede più incisività all'esecutivo sui temi della sicurezza Gianluca Forcolin, neo vice coordinatore regionale di Forza Italia, ma la sua non è una voce isolata. Sono tanti gli amministratori locali del centrodestra che non risparmiano stoccata al governo Meloni, così Marcello Bano, sindaco leghista di Noventa Padovana, in trasmissione a Ring. La legge Cartabia è stata una iattura. C'è un governo di centrodestra, ci siamo anche noi, è la prima roba da togliere, ma il problema è che non sanno dove metterli. Convitato di pietra sembra essere il ministro Carlo Nordio, in pressing il centrosinistra con l'avvocata trevigiana Antonella Tocchetto. Loro hanno un ministro, potrebbero fare un click, posso dire? Cambiano la legge Cartabia. Si ritorna domani mattina, tolgono la legge Cartabia, non è più a querela di parte, ma direttamente subisci il furto, benissimo, inasprisci le pene. Da Mansuè l'assessore Erika Anzanello, Forza Italia, rivela come tra i cittadini serpeggi malumore e c'è chi invoca le ronde, magari attraverso i volontari della protezione civile. C'è qualche cittadino privato che l'ha chiesta, mi ha chiesto personalmente, mettiamo noi le nostre forze e ci diamo un turno, però burocraticamente non so quanto realizzabile sia e quali sono i freni che può avere, cosa si può fare in questa situazione. In vista c'è l'incontro chiesto al ministro Piantedosi dall'Anci Veneto guidata dal leghista Mario Conte, e qui il fronte è comune, lo fa intendere dal Partito Democratico il primo cittadino di Vicenza Giacomo Possamai, a sua volta vice proprio di Conte in Anci. È evidente che abbiamo bisogno che lo Stato abbia una presenza diversa, più capillare. Penso alle nostre questure che sono tutte sotto organico, penso ai comandi dei carabinieri che sono altrettanto sotto organico, quindi abbiamo bisogno che lo Stato sul territorio ci sia, e quindi mi pare giusto, importante che i sindaci, a prescindere dal colore politico, vadano insieme dal ministro Piantedosi e pretendano un'attenzione per il nostro territorio.